Dico due parole così intanto tariamo il microfono. Prima cosa vi chiedo scusa, perché mai avrei voluto avere la brutta responsabilità di interrompere il dottor Davigo. Sarei stato a sentire anch'io per ore, ma il programma va così. Siamo a posto? Comincio. La bilancia dei Balek di Heinrich Böll. Nel paese dei miei nonni, la maggior parte delle persone viveva del lavoro di gramolatura del lino. Da 5 generazioni respiravano la polvere dei gambi spezzati. Si lasciavano uccidere lentamente, razze pazienti e serene che mangiavano formaggio di capra, patate e qualche volta ammazzavano un coniglio. La sera filavano e lavoravano la lana nelle loro stanzette, cantavano, bevevano infuso di foglie di menta ed erano felici. Di giorno gramolavano il lino con vecchie macchine in mezzo alla polvere e al calore che veniva dalle stufe, senza nessun riparo, perché i fili asciugassero presto. Nelle loro stanze c'era un solo letto, fatto come un armadio, che era riservato ai genitori, e i bambini dormivano intorno su delle panche. La mattina le camere erano piene dell'odore della zuppa fatta di farina, grasso ed acqua. La domenica c'era lo sterz e i visi dei bambini diventavano rossi di gioia quando, in giorni particolarmente solenni, il nero caffè di ghiande si tingeva di chiaro, sempre più chiaro, per il latte che la mamma, sorridendo, versava nelle loro grandi tazze. I genitori andavano presto al lavoro. Ai bambini si lasciavano da fare le faccende di casa. Loro spazzavano la stanzetta, mettevano in ordine, lavavano i piatti e pelavano le patate. Preziosi frutti giallognoli di cui dovevano poi far vedere la buccia sottile per dissipare il sospetto di essere stati sconsiderati o sciuponi. Se i bambini avevano finito la scuola, dovevano andare nei boschi a raccogliere funghi ed erbe. Il mughetto di bosco, il timo, il kümmel, la menta e anche la digitale. E in estate, quando avevano tagliato il fieno dei loro campi, ne raccoglievano i fiori. Un pfennig per 1 chilo di fiori di fieno, che in città, nelle farmacie, si vendevano a 20 pfennig il chilo, alle signore nervose. I funghi erano preziosi, valevano 20 pfennig il chilo, e in città, nei negozi, si pagavano 1,20 marco. In autunno, quando l'umidità faceva spuntare i funghi dalla terra, i bambini andavano lontano, nell'oscurità verde dei boschi. Quasi ogni famiglia aveva il suo posto segreto dove raccoglieva i funghi, posti tramandati sottovoce di generazione in generazione. I boschi appartenevano ai Balek ed anche ai maceri. Ed i Balek avevano nel villaggio di mio nonno un castello. La moglie del capofamiglia aveva una sua stanzetta vicino alla cucina dove portavano il latte, in cui si pesavano e pagavano i funghi, le erbe e i fiori del fieno. Là sul tavolo c'era la grande bilancia dei Balek, un oggetto antico, dipinto, pieno di ghirigori in bronzo dorato, davanti alla quale già si erano presentati i nonni di mio nonno, coi cestini dei funghi, i sacchetti dei fiori del fieno nelle loro manine sporche di bimbi. E stavano attenti, ansiosi, a guardare quanti pesi avrebbe messo sulla bilancia la signora Balek perché la lancetta oscillante arrivasse proprio al segno nero, questa sottile linea della giustizia che doveva venire ridipinta ogni anno. La signora Balek prendeva poi il grosso libro con il dorso di pelle marrone, scriveva il peso e pagava. Pfennig e Groschen. E di rado, molto di rado, 1 marco. E quando mio nonno era bambino c'era un grosso vaso di caramelle di arancio e di limone, di quelle che costavano 1 marco al chilo. Se la signora Balek
moglie del capofamiglia e padrona, era di buon umore, prendeva dal vaso una caramella e ne dava una per uno ai bambini. E i visi dei bambini diventavano rossi di gioia, rossi come quando la mamma, in giorni particolarmente solenni, versava il latte nelle loro grandi tazze da caffè, il latte che faceva il caffè chiaro, sempre più chiaro, finché diventava biondo, come le trecce delle ragazze. Una delle leggi che i Balek avevano dato al villaggio era: nessuno deve avere in casa una bilancia. La legge era vecchia, tanto che nessuno sapeva più quando e come essa fosse sorta, ma bisognava rispettarla, perché chi la violava sarebbe stato licenziato dal lavoro nella gramolatura del lino. Da lui non avrebbero più comprato né funghi né timo, né i fiori del fieno. E la potenza dei Balek era tale che anche nei villaggi vicini nessuno gli avrebbe dato lavoro né comprato da lui le erbe del bosco. Ma da quando i nonni di mio nonno avevano raccolto da bambini i funghi e li avevano dati per pochi soldi, perché nelle cucine della gente ricca di Praga profumassero l'arrosto o potessero venire nascosti e cotti in pasticci, da allora nessuno aveva pensato di violare questa legge. Per la farina c'erano le misure di legno, le uova si potevano contare, la roba affilata misurare a braccia e del resto la vecchia bilancia dei Balek coi ghirigori in bronzo dorato non faceva l'effetto di non essere giusta. E 5 generazioni avevano affidato alla sua oscillante lancetta nera quanto avevano raccolto con zelo infantile nel bosco. Tra queste persone silenziose ce n'erano anche alcune che disprezzavano la legge, alcune più prepotenti che desideravano ardentemente di guadagnare in una notte più di quanto potessero guadagnare in un mese intero nella fabbrica di lino, ma neppure a una di quelle sembrò fosse mai venuta l'idea di comprare o fabbricarsi una bilancia. Mio nonno era il primo che fosse ardito abbastanza da controllare la giustizia dei Balek che abitavano al castello. Avevano 2 carrozze, mantenevano un giovane del villaggio a studiare teologia nel seminario di Praga, da cui ogni mercoledì il parroco andava per giocare ai tarocchi. A Capodanno ricevevano la visita d'omaggio del capitano del distretto con lo stemma del Kaiser sulla carrozza, e il Kaiser li aveva fatti nobili a Capodanno del 1900. Mio nonno era intelligente e diligente. Continuò a cercare i funghi nei boschi come prima di lui avevano fatto i bambini della sua razza, arrivando fino alla macchia dove, secondo la saga, abita Bilgan, il gigante che veglia sul tesoro dei Balder. Mio nonno non aveva paura di Bilgan. Penetrava nella macchia già da ragazzino, portava a casa gran bottino di funghi, trovava addirittura tartufi che la signora Balek calcolava 30 pfennig ogni mezzo chilo. Mio nonno annotava sul retro di un foglio di calendario tutto quello che portava ai Balek. Ogni mezzo chilo di funghi, ogni grammo di timo, e con la sua scrittura infantile scriveva a destra quello che aveva ricevuto. Da 7 a 12 anni scarabocchiò con la sua scrittura incerta ogni pfennig, e quando ebbe 12 anni venne l'anno 1900 e i Balek regalarono ad ogni famiglia del villaggio, perché il Kaiser li aveva fatti nobili, 125 grammi di caffè vero, di quello che viene dal Brasile. Agli uomini birra gratis e anche tabacco. Al castello ci fu una gran festa. Molte carrozze sostavano nel viale di pioppi che porta dall'ingresso al castello. Il giorno prima della festa venne distribuito il caffè nella piccola stanza in cui stava già da quasi 100 anni la bilancia dei Balek, che adesso si chiamavano Balek von Bilgan, perché secondo la saga Bilgan il gigante avrebbe dovuto avere un gran castello là dove c'erano le case dei Balek. Mio nonno mi ha raccontato spesso come fosse andato dopo la scuola a prendere il caffè per 4 famiglie, per i Czech, i Weidler, i Vola e per la sua i Brucher.
Era il pomeriggio prima di San Silvestro, bisognava adornare le stanze, fare i dolci e non si voleva rinunciare a 4 ragazzini in una volta, far fare a ciascuno la strada fino al castello per prendere 125 grammi di caffè. E così mio nonno stava seduto sulla stretta panca di legno nella piccola stanza dei Balek e si faceva contare da Gertrude, la ragazza di servizio, i pacchetti già fatti da 125 grammi. 4 pacchetti. E guardava la bilancia sul cui piatto di sinistra era rimasto il peso da mezzo chilo. La signora Balek von Bilgan era occupata nei preparativi della festa. Quando Gertrude volle prendere il vaso delle caramelle per darne una a mio nonno, si accorse che era vuoto. Veniva riempito una volta all'anno, ne conteneva 1 chilo, di quelle da 1 marco. Gertrude disse ridendo: aspetta, prendo quelle nuove. E mio nonno restò davanti alla bilancia con i 4 pacchetti da 125 grammi che erano stati impacchettati e incollati alla fabbrica. Restò davanti alla bilancia su cui qualcuno aveva lasciato il peso da mezzo chilo. E mio nonno prese i 4 pacchetti, li mise nel piatto vuoto della bilancia e il suo cuore batté forte quando vide che la lancetta della giustizia rimaneva a sinistra del segno, che il piatto con il peso da mezzo chilo restava in basso e il mezzo chilo di caffè restava in aria, abbastanza in alto. Il suo cuore batté più forte, come se nel bosco dietro un cespuglio avesse aspettato Bilgan il gigante. Cercò nelle tasche dei sassolini che portava sempre con sé per tirare con la fionda agli uccelli che beccavano i cavoli di sua madre. 3, 4, 5 sassolini dovette mettere vicino ai pacchetti di caffè perché il piatto della bilancia con il peso da mezzo chilo si alzasse e finalmente il lago della bilancia coincidesse esattamente con la lineetta nera. Mio nonno prese il caffè dalla bilancia, avvolse i 5 sassolini nel suo fazzoletto e quando Gertrude ritornò con il grosso sacchetto pieno di caramelle, che doveva bastare un altro anno a far diventare rossi di gioia i volti dei bambini, e rovesciò nel vaso le caramelle che sembrarono una gragnuola, il ragazzino pallido era ancora là e sembrava che non fosse cambiato nulla. Mio nonno prese soltanto 3 pacchetti. E Gertrude guardò stupita e spaventata il ragazzino pallido che buttò la caramella per terra, la calpestò e poi disse: voglio parlare con la signora Balek. Balek von Bilgan, prego, disse Gertrude. Bene, Balek von Bilgan. Ma Gertrude rise e lui tornò al villaggio nel buio, portò il caffè ai Czech, ai Weidler e ai Vola e diede ad intendere che doveva ancora andare dal parroco. Invece, coi suoi 5 sassolini nel fazzoletto, camminò nel buio della notte. Bisognò che camminasse molto prima di trovare chi avesse una bilancia, chi potesse averla. Nei villaggi di Blaugau e di Bernau non c'era nessuno che ne avesse una, lo sapeva. E li attraversò, finché dopo 2 ore di marcia non arrivò nella piccola cittadina di Dilheim, dove abitava il farmacista Hönig. Dalla casa di Hönig veniva il profumo di frittelle calde e il fiato di Hönig, quando aperse la porta al ragazzino intirizzito, odorava già di punch. Egli aveva fra le labbra sottili il sigaro bagnato. Trattenne per un attimo le mani fredde del ragazzino e chiese: beh, i polmoni di tuo padre sono peggiorati? No, non vengo per la medicina, volevo... Mio nonno slegò il fazzoletto, tirò fuori 5 sassolini, li tese a Hönig e disse: vorrei che mi pesaste questi. Guardò impaurito nel viso di Hönig e poiché Hönig non diceva niente, non si arrabbiava e nemmeno domandava qualcosa, mio nonno disse: è quello che manca alla giustizia. Mio nonno si accorse allora, entrando nella stanza riscaldata, quant'erano bagnati i suoi piedi. La neve era entrata nelle sue scarpe povere e nel bosco i rami avevano scosso su di lui la neve che adesso si scioglieva e lui era stanco
e aveva fame. E cominciò improvvisamente a piangere perché gli vennero in mente tutti i funghi, le erbe aromatiche, i fiori che erano stati pesati sulla bilancia in cui 5 sassolini mancavano al peso giusto. E quando Hönig, scuotendo la testa con i 5 sassolini in mano, chiamò sua moglie, nella mente di mio nonno passarono le generazioni dei suoi genitori, dei suoi nonni, che avevano dovuto lasciare tutti i loro funghi, tutti i loro fiori sulla bilancia. Fu sommerso come da una grande ondata di ingiustizia e cominciò a piangere ancora più forte. Si sedette senza che nessuno glielo dicesse su una delle seggiole nella stanza di Hönig, non vide nemmeno le frittelle, la tazza di caffè caldo che la buona e grassa signora Hönig gli aveva messo davanti, e smise di piangere solo quando Hönig ritornò dal negozio e, scuotendo i sassolini nella mano, disse a sua moglie: 55 grammi esatti. Mio nonno ritornò indietro per il bosco, 2 ore e mezza di cammino. A casa si lasciò bastonare, tacque, e quando gli chiesero del caffè non disse una parola. Per tutta la sera fece i conti sul suo foglietto, su cui aveva annotato tutto quello che aveva consegnato alla signora Balek von Bilgan. E quando suonò mezzanotte e dal castello si sentirono gli scoppi dei petardi e in tutto il villaggio urla e tintinnio di sonagli, dopo che la famiglia si era abbracciata e baciata, disse nel silenzio che seguiva il nuovo anno: i Balek mi devono 18 marchi e 32 pfennig. E pensava di nuovo ai molti bambini del villaggio, pensava a suo fratello Fritz, che aveva raccolto tanti funghi, pensava a sua sorella Ludmilla, pensava alle centinaia di bambini, tutti che avevano raccolto funghi per i Balek, erbe aromatiche e fiori di fieno, e questa volta non pianse, ma raccontò invece ai genitori e ai fratelli la sua scoperta. Quando i Balek von Bilgan, il primo dell'anno, andarono in chiesa per l'ufficio solenne con il nuovo stemma, un gigante accovacciato sotto un abete, in blu e oro già sulla carrozza, videro che la gente li fissava con visi duri, sbiancati e pallidi. Al villaggio si erano aspettati ghirlande, la mattina un saluto musicale, gridi di evviva, di giubilo, ma il villaggio, mentre lo attraversavano, sembrava morto, e in chiesa si volgevano contro di loro i pallidi visi della gente, muti e nemici. Quando il parroco salì sul pulpito per tenere la predica solenne, sentì la freddezza dei visi, di solito così tranquilli e sereni, raffazzonò a fatica la sua predica e tornò all'altare grondante di sudore. E quando i Balek von Bilgan, dopo la messa, abbandonarono la chiesa, passarono attraverso una schiera di visi muti e pallidi. La giovane signora Balek von Bilgan si fermò però davanti alle panche dei bambini. Cercò il viso di mio nonno, il piccolo, pallido Franz Brucher, e gli domandò in chiesa: perché non hai preso il caffè per tua madre? Perché lei mi deve tanti soldi quanti ne bastano per 5 chili di caffè. E tirò fuori dalla tasca i 5 sassolini, li tese alla giovane signora e disse: così tanto. 55 grammi mancano ad un mezzo chilo della sua giustizia. E prima ancora che la signora potesse dire qualcosa, gli uomini e le donne in chiesa intonarono il canto: «O Signore, la giustizia della terra ti ha ucciso». Mentre i Balek erano in chiesa, Wilhelm Wohler, il prepotente, era entrato nella piccola stanza. Aveva rubato la bilancia e il grosso libro pesante rilegato in pelle in cui era annotato ogni chilo di funghi, ogni chilo di fiori di fieno, tutto quanto era stato comprato dai Balek nel villaggio. L'intero pomeriggio di Capodanno gli uomini del villaggio restarono nella stanza dei miei bisnonni e contarono 1/10 di tutto quello che era stato comprato. Ma quando ebbero contate molte migliaia di talleri e non erano ancora arrivati alla fine, vennero i gendarmi del capitano del distretto, entrarono sparando e pungendo di baionetta nella stanza dei miei bisnonni e ripresero con la forza la bilancia e il libro. La sorella di mio nonno, la piccola Ludmilla, venne uccisa.
Furono feriti un paio di uomini e uno dei gendarmi venne pugnalato da Willem Wola il prepotente. La sommossa non fu solo nel nostro villaggio, ma anche a Blaugau e a Bernau. E per una settimana non si lavorò nelle fabbriche di lino. Vennero molti gendarmi e gli uomini e le donne furono minacciati di prigione e i Baalek costrinsero il parroco a mostrare pubblicamente nella scuola la bilancia e a dimostrare che l'ago della giustizia oscillava come doveva. E gli uomini e le donne tornarono nelle fabbriche di lino, ma nessuno andò a scuola per vedere il parroco. Era solo, triste e indifeso con i suoi pesi, la bilancia e i sacchetti del caffè. I bambini raccolsero ancora funghi, raccolsero ancora timo, fiori di fieno e digitale, ma ogni domenica, appena i Baalek entravano in chiesa, si intonava: «O Signore, la giustizia della terra ti ha ucciso», finché il capitano del distretto non fece bandire in tutti i villaggi che era proibito cantare questo inno. I genitori di mio nonno dovettero lasciare il villaggio, la tomba fresca della loro piccola. Si misero a intrecciare cesti di vimini, non restarono a lungo in nessun luogo perché li addolorava vedere come dappertutto il pendolo della giustizia battesse falso e sbagliato. Dietro il carro che strisciava lentamente sulla strada, si tiravano dietro le loro magre capre e chi passava vicino al carro poteva sentire qualche volta dentro cantare: «O Signore, la giustizia della terra ti ha ucciso». Chi li voleva ascoltare poteva sentire la storia dei Baalek von Bilgan, alla cui giustizia mancava un decimo. Ma quasi nessuno li stava a sentire. Questo è il vero finale.